È nata Radio DJ, la radio che trasmette dal carcere di Marassi. I detenuti si raccontano per provare a rimettersi in gioco e a costruire un futuro diverso. Troppo pochi medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari dell'ASL. Dura denuncia da parte della CISL. Per i sindacati la carenza di personale è stata sottovalutata dall'azienda. 4 assessori, 6 consiglieri incaricati, un sindaco e nessuna opposizione. Si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Carasco, vice sindaco Silvano Cuneo. Il Signore si testimonia nell'unità, lo ha ricordato il Papa all'udienza generale descrivendo l'atteggiamento degli apostoli dopo la resurrezione. Dal Papa un monito: occorre superare l'autoreferenzialità. Sfida tra studenti delle lauree magistrali in ingegneria informatica, computer e robotica nella sede di Y-Lab a Chiavari. L'idea vincente: una ciclette che consente di fare attività fisica e produrre energia elettrica. Momenti di gioco, festa e aggregazione all'Acquarone per il 17° torneo di basket Romano Renzi, trofeo Don Nando Negri, a vincente finale tra Villaggio e Red Basket. Buonasera a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura ritorniamo sulla storia che è stata approfondita nell'ambito della trasmissione Direttamente Su, una storia di speranza che nasce tra le sbarre del carcere di Marassi. La storia di Radio DJ, un nome nato dall'idea di alcuni detenuti, sì, perché il nome jail in inglese significa appunto prigione, e la radio è nata nel carcere genovese dall'inventiva di Don Roberto Fischer, il sacerdote che ha fondato Radio Fra le Note, la radio parrocchiale che ha trasmesso per 4 anni dalla parrocchia di San Martino di Albaro e che ora si è spostata alla Santissima Annunziata. Nel carcere di Marassi per 3 ore alla settimana alcuni detenuti si raccontano. 3, 2, 1. Buonasera a tutti, sono Leo e non Teo, mi raccomando. Benissimo, ed ecco che anche quest'oggi è giunto il momento di qualche pillola di poesia. Sono 3 anni che abbiamo dato vita all'audioteca, grazie alla direttrice naturalmente, la dottoressa Milano. E poi dentro a questo spazio di audioteca dove si ascolta musica è nata questa esigenza, essendo che noi abbiamo a monte una radio che trasmette, l'idea di trasmettere anche da qui, fare radio anche qui, perché radio è uno stile, è cultura, è comunicazione, è uscire, ecco. E quindi insomma quale luogo migliore per uscire un po', e allora poi dopo abbiamo partorito, diciamo, questa idea di questa radio. Quindi venendo a Marassi qua registrate, diciamo, un programma che va poi all'interno di questa radio, che si ascolta dove? Si ascolta sul digitale terrestre, il canale 810, o se no sul web c'è l'app, il sito. Quali sono i valori che cercate di trasmettere attraverso la radio? Ma innanzitutto una radio che non solo si ascolta ma ti ascolta, come Gesù che dava spazio a tutti, sceglieva tutti e non prendeva i migliori ma rendeva migliori quelli che sceglieva. Quindi io penso che la nostra radio abbia un po' questo senso, ecco. Qualcuno di loro è già uscito e presto usciranno anche loro, e allora ti incontri fuori e sono incontri di amicizia, sempre incontri gratuiti, quindi, perché se tu dai gratuitamente ricevi anche così, no? Gratuitamente. La tecnologia aiuta, ecco, per fare radio oggi basta veramente poco, perché il tanto sono loro. Sembrava una cosa irrealizzabile, un sogno. Poi pian piano per la testardaggine di Don Fischer e siamo riusciti a dove ancora è riuscito, perché penso di essere l'unica radio che trasmette veramente qua dentro da un carcere. E questo un onore mi riempie di una forza nuova che non avevo, e ho cercato di rimettermi alla prova. Allora, eccomi, sono di nuovo Jonathan. Il mio passatempo quando ero a casa mi piaceva vedere documentari su Discovery Channel o su D-Max, sono sempre programmi che mi attraggono. Nella nostra ASL la carenza di personale è gravissima, lo scrivono in una nota i responsabili della CISL Andrea Sanguinetti, Fabrizio Cafferata e Anna Pianforini. L'analisi presentata dall'organizzazione sindacale è dettagliata e spiega le cause di questa carenza di medici, infermieri e operatori sociosanitari. Le conseguenze, scrivono gli esponenti sindacali, ricadono sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini.
Durissima presa di posizione della CISL Ligure del Tigullio in merito alla situazione del personale nella ASL 4 chiavarese. Con un documento firmato da Anna Pianforini, coordinatrice della CISL Funzione Pubblica, viene denunciata la gravissima carenza di personale medico, infermieristico e sociosanitario all'inizio del periodo estivo, che comporta sul territorio un netto incremento della popolazione. Le organizzazioni sindacali, si legge nella nota, hanno cercato per mesi, con ogni mezzo, di sensibilizzare la direzione aziendale, ma vi sono stati ritardi inspiegabili e colpevoli. Tutto il personale è stremato, prosegue ancora la nota. In alcuni contesti si stanno effettuando turnazioni insostenibili che rispettano a malapena la normativa europea e obbligano i lavoratori a fare molte ore di lavoro in più, mettendo a rischio la sicurezza delle cure. La programmazione ordinaria delle attività in tutti i servizi essenziali, prosegue il comunicato della CISL, si basa ormai su rientri in servizio e sullo straordinario, ricorrendo anche a prestazioni a gettone, vietate dalle norme e dal contratto. L'alternativa è la soppressione dei servizi oppure la loro cessione ai privati. In generale, precisa la nota, i reparti più in crisi sono le medicine, la chirurgia che ha visto aumentare la complessità degli interventi, l'emodinamica, il pronto soccorso e le sale operatorie. Le cause elencate dalla CISL per questa carenza di personale sono molteplici: il pensionamento di diversi lavoratori, malattie, gravidanze, un numero piuttosto elevato di medici ed infermieri che hanno fatto domanda di trasferimento ad altra azienda e la recente pubblicazione di un maxi concorso per l'assunzione di personale da parte della Regione Toscana, che secondo i sindacati porterà realisticamente molti lavoratori dell'ASL 4 provenienti dal centro Italia a cercare di trasferirsi più vicino a casa. A questo stato di cose, secondo la CISL, non avrebbe fatto seguito da parte dell'azienda l'avvio delle procedure di reclutamento per nuovi lavoratori. La difficile situazione del personale in cui si trova la ASL 4 e una riorganizzazione ospedaliera che ci risulta sostanzialmente ferma, concludono Andrea Sanguinetti e Fabrizio Cafferata della CISL, non possono ricadere sulla pelle dei lavoratori e soprattutto a scapito dei cittadini. Incidente questo pomeriggio in località Casareggio a Moconnesi, un'auto è finita fuori strada, a bordo viaggiava un uomo sulla settantina che in maniera autonoma avrebbe capottato e poi sarebbe finito in un dirupo. Sul posto è intervenuta l'automedica del pronto soccorso di Lavagna, la Croce Rossa di Cicagna e i vigili del fuoco di Chiavari. Il ferito è stato estratto dall'abitacolo e ne è stato disposto il trasferimento all'ospedale San Martino di Genova. L'uomo, vigile e cosciente, avrebbe riportato diversi traumi. E invece le immagini ci anticipavano un incidente che si è verificato nel pomeriggio di quest'oggi sull'autostrada A7 in direzione Genova, prima dell'uscita di Genova Ovest. Un furgone trasportante imballaggi di cartone, per causa ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è messo su un fianco della galleria. Gli occupanti sono usciti autonomamente e sono stati condotti in codice rosso all'ospedale dai militi del 118. I vigili del fuoco di Busalla hanno messo in sicurezza l'area collaborando alla rimozione del mezzo. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per più di mezz'ora. Un 60enne è stato arrestato dai carabinieri di Chiavari per furto aggravato con mezzo fraudolento e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità e su qualità personali proprie ed altrui. I fatti risalgono alla giornata di ieri. L'uomo, all'interno del centro commerciale Ipercopi Leudi di Carasco, si sarebbe impossessato di prodotti vari per un valore di 200 euro. Lo stesso avrebbe dichiarato falsamente di essere un appartenente alle forze di polizia attualmente in congedo. La refurtiva è stata recuperata e restituita. E ora andiamo sul nostro sito teleradiopace.com, perché questa mattina, nella giornata di quest'oggi, si è svolta una vera e propria ispezione al cantiere del Ponte Morandi. Una vera e propria task force è scesa in campo per effettuare un'ispezione al cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Morandi sull'autostrada A10 a Genova. 66 operatori di vari corpi ed enti hanno proceduto al controllo di 226 persone, 147 mezzi e 66 aziende presenti nel cantiere. L'iniziativa rientra nell'attività di controllo dei cantieri in chiave di prevenzione antimafia, che fa capo al prefetto e che è finalizzata a contrastare l'infiltrazione di organizzazioni criminali di tipo mafioso nei lavori pubblici. Gli interventi in atto su quel che resta del Ponte Morandi rientrano nel novero di quelle ad alto rischio intromissione da parte della criminalità organizzata. La politica amministrativa ora. A Carasco si è insediato il Consiglio Comunale, un consiglio senza opposizione. Il neoeletto sindaco Massimo Casaretto ha comunicato alla squadra che lo affiancherà nei prossimi 5 anni.
Prima riunione per il neoeletto Consiglio Comunale di Carasco. Battuto il quorum, il sindaco Massimo Casaretto, unico candidato nella tornata elettorale di fine maggio, ha nominato la sua giunta. Vice sindaco Silvano Cuneo, Angelo Garbarino, assessore all'ambiente, Chiara Bucciarelli alla cultura e Sandra Canepa al sociale e all'istruzione. C'è una continuità con la Canepa Sandra, che era l'assessore uscente alla pubblica istruzione e ai servizi sociali, e gli è stato ridato l'incarico in quanto in questi 5 anni ha fatto un lavoro certosino e secondo le aspettative che ci eravamo prefissati come amministrazione. Nei prossimi 5 anni Carasco avrà un consiglio comunale senza opposizione. Sì, è un consiglio senza opposizione che la dovremo fare noi, oltre a fare maggioranza dovremo fare opposizione, ce lo siamo già spiegati nei preconsigli che abbiamo fatto e dovremo rimarcare quella linea lì perché dobbiamo sostenere bene il nostro comune e per tutte le persone che ci hanno votato e che ci hanno dato la possibilità in questi 5 anni di amministrare nel miglior modo possibile il comune di Carasco. La prima pratica da seguire in questo secondo ciclo amministrativo per l'amministrazione Casaretto saranno i lavori sul lungofiume che dovranno essere ultimati entro la fine del 2019. Per l'argine del fiume c'è €1 milione assegnatici dalla Protezione Civile in merito all'alluvione del 2014, sono iniziati i lavori da una decina di giorni sulla sponda sinistra del torrente Sturla e a monte della diga viene chiusa quella famosa finestra che aveva arrecato molti danni alle aziende tipo Revetro e aziende che sono proprio lì vicine al fiume. Dopo questa sessione di lavori sono in programma altri lavori lungo l'argine del fiume? E ce n'è uno che attualmente l'abbiamo sospeso perché dobbiamo togliere del materiale che è di proprietà del comune e andarlo a mettere per risistemare l'argine del fiume Entella in località Rivarola, in quanto adesso c'è ancora da aspettare fino al giorno 15 perché c'è lì, essendo zona SIC, ci sono problemi di pesci e non possiamo entrare in alvo per ripartire a finire quei 30 metri che ci sono col primo lotto da terminare di lavori. Nonostante l'insediamento sia avvenuto a stagione già iniziata, Carasco ha in programma alcuni eventi estivi. Sì, riusciremo come al solito a organizzare le manifestazioni estive che è denominato Sotto le Stelle e a breve dovremo dare il comunicato di queste serate che termineranno ai primi di agosto. Sono iniziati ieri i lavori per l'installazione di 36 nuovi proiettori a LED orientabili in dotazione al campo sportivo Celeri della Colmata Mare di Chiavari. Dopo la posa in opera dei fari ad alto flusso di potenza si provvederà ai collegamenti della rete esistente ed ad un adeguamento del quadro elettrico. L'intervento consentirà un risparmio energetico pari a 55%. Il nuovo impianto, ha spiegato David Cesaretti, consigliere delegato allo sport, garantirà una migliore illuminazione del campo, una manutenzione quasi nulla ed un forte risparmio. L'investimento è stato di circa 34.000 euro. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha firmato oggi un provvedimento che apre la possibilità di assegnazione di contributi anche per i danni subiti da beni mobili registrati delle attività economiche interessate dalla mareggiata di fine ottobre dello scorso anno. Con quest'atto viene integrata l'assegnazione dei contributi, ad esempio per i pescatori che hanno avuto le barche danneggiate o distrutte o quei commercianti che abbiano subito la perdita del furgone per le consegne. Ora la pagina ecclesiale. All'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Francesco ha sottolineato l'importanza del discernimento comunitario. Nel DNA delle comunità cristiane ci sono l'unità e la libertà da se stessi, che permettono di non temere la diversità e diventare testimoni di Dio vivente. Uscire dagli atteggiamenti autoreferenziali, rinunciare a trattenere i doni di Dio e non cedere alla mediocrità per riscoprire la bellezza di testimoniare Cristo risorto. Questa è l'esortazione del Papa all'udienza generale in piazza San Pietro, proseguendo il percorso di catechesi sul viaggio del Vangelo narrato dal libro degli Atti degli Apostoli. Come spiega cioè il Vangelo sia andato oltre, tutto parte dalla risurrezione di Cristo che è la fonte della vita nuova. I discepoli, obbedienti al comando di Gesù, rimangono uniti, concordi e perseveranti nella preghiera, stringendosi a Maria e preparandosi a ricevere la potenza di Dio non in modo passivo, ma consolidando la comunione tra loro. Dopo gli eventi dolorosi della Passione, ricorda il Pontefice, gli apostoli del Signore non sono più 12, numero emblematico per Israele, perché rappresenta le 12 tribù, e per la Chiesa per via dei seguaci scelti da Gesù, ma 11. Non c'è più Giuda che si è tolto la vita schiacciato dal rimorso del tradimento. Giuda aveva ricevuto la grande grazia
di far parte del gruppo degli intimi di Gesù e di partecipare al suo stesso ministero, ma a un certo punto ha preteso di salvare da sé la propria vita con il risultato di perderla. Gli 11, spiega riallacciandosi proprio al brano biblico degli Atti degli Apostoli, scelgono invece la vita, scelgono la benedizione, diventando responsabili nel farla fluire a loro volta nella storia di generazione in generazione, dal popolo di Israele alla Chiesa. Gli Apostoli scelgono dunque di vivere sotto la signoria del risorto nell'unità tra i fratelli, che diventa l'unica atmosfera possibile dall'autentico dono di sé. Il ricompattarsi del collegio apostolico mostra come il DNA della comunità cristiana ci siano l'unità e la libertà di se stessi, che permettono di non temere la diversità, di non attaccarsi alle cose e ai doni e di diventare martires, cioè testimoni luminosi del Dio vivo e operante nella storia. E ora un approfondimento che riguarda gli esteri che attingiamo proprio dal sito di Radio Vaticana. Il Nicaragua, negli ultimi giorni il governo del Nicaragua ha liberato un centinaio di detenuti in seguito all'approvazione della legge sull'amnistia non votata da tutte le parti politiche. La Chiesa ha espresso prudenza mettendo in luce il rischio che la norma violi i diritti dei cittadini. Dopo l'approvazione avvenuta sabato scorso da parte del Parlamento della legge sull'amnistia sono stati liberati più di 100 detenuti politici, tra loro anche il direttore e giornalista di 100% Noticias Miguel Mora e Lucia Pineda, in carcere dal dicembre scorso con l'accusa di terrorismo e di incitazione all'odio. La legge è stata approvata soltanto dalla maggioranza sandinista, mentre l'opposizione riunita nel cartello dell'Alleanza Civica ha espresso la sua contrarietà perché sarebbe stata presentata come un gesto di clemenza previsto dai precedenti accordi raggiunti al tavolo del dialogo nazionale nei mesi scorsi, ma senza garantire le libertà e i diritti dei cittadini. Domani si fa memoria di Sant'Antonio da Padova, molte le comunità parrocchiali in festa. Nella parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante domani alle 8:30 la Santa Messa con benedizione e distribuzione del pane, alle 10 la Messa, alle 16 l'adorazione eucaristica, alle 18:30 la Santa Messa e alle 21 il concerto. Prosegue intanto il cammino anche nella comunità del santuario di via San Francesco a Chiavari. Domani alle 11 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo. Alle 16:30 l'affidamento dei bambini al santo, la benedizione dei gigli, la processione lungo le vie del quartiere. Alle 17:30 la messa celebrata dal sacerdote novello Don Alessandro Cavallo. Alle 21 la messa per tutti i benefattori del santuario celebrata da Don Pino Carpi e a seguire il concerto del piccolo ensemble di fiati del corpo bandistico Città di Lavagna. Composizioni per piano al titolo dell'ultima delle raccolte di poesie di Francesco Dario Rossi, scrittore del Tigullio, autore di numerose pubblicazioni. La particolarità di questo ultimo libro, curato da Andrea Lavaggi, è che l'autore abbia accostato i versi scritti a delle figure geometriche, in una sorta di analogia tra architettura e poesia. Che legame c'è o ci può essere tra la poesia e l'architettura? Un legame di creatività, un legame estetico, un legame di significati e di forme. Il poeta Francesco Dario Rossi, attraverso sue originali e singolari composizioni, ha voluto accostare questi due mondi apparentemente contrastanti che in realtà nell'architettura contemporanea, nello specifico di Santiago Calatrava e di Renzo Piano, si incontrano in diversi punti e questi incontri li abbiamo voluti raccontare in questi dialoghi, in questi 5 dialoghi che accostano queste diverse arti. In particolar modo questa unione come avete cercato di renderla fruibile al pubblico? L'idea è stata quella di arricchire la percezione e la lettura delle poesie con l'immagine dell'architettura, in maniera tale che la suggestione poetica venisse amplificata dall'opera anche artistica dei fotografi che ritraevano e ritraggono le architetture di tutto il mondo. Come può la geometria entrare nella poesia? Come è riuscito a modellarla a livello poetico? Cercando di cogliere nelle figure geometriche un'essenza. Ad esempio la piramide mi ha ispirato il senso di eternità, infatti sono state usate dagli antichi egizi per dare idea dell'eternità anche dopo la morte. Oppure il cubo, l'idea di qualcosa di massiccio, di solido,
il cilindro di qualcosa che è in mezzo tra la sfera e il parallelepipedo o il cubo, quindi è un qualcosa che scorre via, e la sfera è la perfezione a cui tutti tendiamo e che forse è sintetizzata in questa figura. È visitabile sino al 23 giugno prossimo a Villa Vicini, in via Garibaldi 24 a Zoagli, la mostra di Luigi Santini, pittore e scultore mancato il 26 agosto dello scorso anno. Santini, originario di Albareto, frazione in provincia di Parma, si era trasferito a Zoagli insieme al fratello. Aveva maturato il suo estro artistico sotto la guida del maestro Ulderico Giovacchini di Firenze. Nelle sue opere si nota un'inclinazione moderna, cercava la natura e attraverso questa il creatore. La mostra resterà aperta tutti i giorni sino a domenica 23 giugno con il seguente orario: 10, 12:30, 16, 19:30. L'Università di Genova e Y-Lab hanno organizzato una competizione che ha permesso ad alcuni studenti delle lauree magistrali in ingegneria informatica di confrontarsi su progetti sviluppati dentro l'anno accademico. A vincere sono stati Andrea Garrone e Marco Mochi grazie alla loro proposta di una cyclette che consente a chi pedala e svolge attività fisica di produrre energia elettrica che può essere successivamente utilizzata per scopi domestici. Li abbiamo intervistati. Il nostro progetto consisteva nel unire due aspetti che sono la green energy e il fitness, quindi la nostra idea era quella di portare un po' di consapevolezza energetica, quindi sui consumi e sugli sprechi, all'interno delle classi di spinning, quindi dove corri nei tapis roulant attraverso un maestro e con gli altri compagni. La nostra idea, oltre a quella di portare consapevolezza sugli sprechi, è anche quella di creare una sorta di gioco e una certa interazione all'interno della sala di allenamento, e quindi le nostre lezioni di spinning prevedono un'interazione tra gli utenti, quindi aiutare a raggiungere determinati obiettivi all'interno di una classe. Qual è stata per voi l'importanza di questa esperienza? Beh, sicuramente è stata per entrambi, penso, la prima esperienza in un incubatore di startup, o comunque una simulazione, perché questa è una simulazione. È stato importante come esperienza, direi anche tutto il corso, cioè quello che ci ha portato ad essere qua oggi, quindi le varie iterazioni durante le varie lezioni sono stati dati dei feedback e in base soprattutto a quelli negativi abbiamo cercato di sviluppare il progetto in modo da risolvere i problemi e andare avanti con una base solida. Si è svolta nei giorni scorsi la selezione delle start-up ed imprese che parteciperanno a 12 settimane di incubazione presso Y-Lab. L'obiettivo è quello di identificare e sostenere le migliori soluzioni e innovazioni tecnologiche per lo sport. 61 le candidature pervenute da tutta Italia, di queste ne sono state selezionate 17 esaminate da una giuria qualificata. A partecipare alla fase successiva saranno 9. La settimana del 24 giugno inizieranno i percorsi di incubazione e di accelerazione della durata di 12 settimane. Tra il 29 luglio e il 2 agosto ci sarà una valutazione intermedia per stabilire i progetti che accederanno alla seconda fase, che culminerà con l'Investor Day del 18 ottobre. I volontari dell'associazione Mangia Trekking hanno provveduto nei giorni scorsi a liberare dalla vegetazione infestante l'antica via Ghigiona a Varese Ligure. Si tratta di un anello sentieristico un tempo molto apprezzato dalle comunità del luogo che, data la vicinanza ad un parco giochi per i bambini e i suoi collegamenti con le frazioni, può tornare ad essere funzionale allo stesso borgo di Varese. A eseguire questo lavoro di sicuro valore artigianale è stato l'associato Giuseppe Berettieri di Campastrino, il quale nel tempo libero nella cantina familiare realizza un segnale a mano adeguatamente inciso e dipinto. Prossimamente la segnaletica sarà sistemata sul posto e verrà presentato il lavoro nella sua interezza. Con l'inizio dell'estate ATP potenzia il servizio di controllo sugli autobus in servizio nel Levante per contrastare l'evasione del titolo di viaggio. I controllori saliranno a sorpresa sui bus anche nei fine settimana e di sera. Il piano di controllo viene coordinato da Città Metropolitana. Nel corso del 2018 sono state siglate 9.000 verbali, mentre nei primi 5 mesi del 2019 sono stati elevati 4.500. Ogni giorno almeno 3 squadre composte da 3 o 4 controllori fanno verifiche ad
ogni ora. Per l'estate una decina di verificatori di ATP collaboreranno con la Polizia Municipale, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Su tutti i 50 mezzi acquistati dall'inizio dell'anno è stato omologato anche un sistema di controllo con un minimo di 5 telecamere di videosorveglianza per mezzo. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace, poi tutte le altre notizie dello sport. Appuntamenti per giovedì 13 giugno. Dalle 9 alle 14 sarà aperto al pubblico il Museo Archeologico al piano terreno di Palazzo Rocca a Chiavari. Su prenotazione sarà possibile usufruire del servizio didattico a cura del personale interno. La nuova Via della Seta è un'opportunità di sviluppo per Genova e l'Italia. Si apre a Palazzo San Giorgio la 2 giorni di confronto sul progetto Belt and Road Initiative a cura di Confassociazioni Liguria. L'incontro è pubblico dalle 9 alle 13. Serata di gala al Circolo Golf e Tennis di Rapallo. I Panathlon Club della Liguria il governatore dell'area Germano Tavaroni premieranno gli sportivi e le società del territorio che si sono particolarmente distinte. Nel corso della serata sarà premiata la campionessa di judo paraolimpica Asia Giordano. Come ogni giovedì dalle 20 alle 21:30 al Centro Benedetta Acquarone di Chiavari, l'Associazione Regionale Club Alcolisti in Trattamento offre un aiuto alle famiglie con problemi legati all'alcolismo. Alle 21 nella chiesa parrocchiale di Coreia Ligure, in occasione dei festeggiamenti per Sant'Antonio, si terrà un concerto di musica sacra a cura dell'Associazione Musicale Canticoro Jubilo di Zoai e dell'Orchestra Ianu Ensemble con la soprano Chiara Bisso, Daniela Piras al flauto, Alessandro Fedeli all'organo, direttore Carlo Prunali. Prosegue la mostra con La tua nuvola di dubbi e di bellezza, omaggio al cantautore genovese Fabrizio De André. Dalle 15 alle 19 sarà visitabile negli spazi espositivi all'Auditorium San Francesco di Chiavari sino al 23 giugno. Ora lo sport, pallanuoto, dopo 16 anni di successi e 39 trofei vinti, Stefano Tempesti lascia la calottina di portiere della Prorecco. Ad annunciarlo la società e l'atleta con 2 lunghi ed affettuosi messaggi di commiato. A Recco ti vogliamo bene perché prima di essere il giocatore più vincente di tutti sei un uomo immenso, leale e generoso, scrive la società biancoceleste che prosegue. Sei arrivato con l'obiettivo di lasciare il segno, ti salutiamo perché vuoi riscrivere la storia ancora una volta. Tante volte mi sono chiesto come sarebbe stato salutare la mia famiglia sportiva, la mia società, la mia Prorecco, risponde Tempesti in una nota in cui spiega che il sentimento più forte riguardo i 16 anni di attività agonistico è quella della gioia, la stima e l'immenso amore. Il fenomenale portiere della nazionale italiana di pallanuoto maschile, a caccia della 6ª partecipazione olimpica a Tokyo nel 2020, interrompe così un legame cominciato nel 2003 e costellato di 14 scudetti, 13 Coppe Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee ed una Lega Adriatica. Per il basket si è disputato nei giorni scorsi nella palestra del Centro Benedetta Acquarone di Chiavari il torneo di basket giovanile Memorial Romano Renzi Trofeo Donnando Negri. 4 le formazioni partecipanti: Arcola, Busalla, Villaggio e Red Basket. Nella finalissima i padroni di casa del Villaggio hanno dovuto cedere il passo alla Red Basket. Una bella giornata di festa coronata dalla presenza del cestista Andrea Renzi, giocatore del Trapani. Va in archivio la 17ª edizione del Memorial Romano Renzi di basket e 12° trofeo Donnando Negri. Nella certezza di incarnare lo spirito delle 2 figure ricordate attraverso il torneo, gli organizzatori del Villaggio Basket non hanno stilato una classifica, benché la finale tra Villaggio e Red Basket abbia destato l'ammirazione del pubblico presente. Lo spirito principale è quello di condividere un momento di gioco e di aggregazione uniti nel ricordo di 2 persone speciali. Questo è lo spirito di tutti i tornei finora, il 17esimo che facciamo, non abbiamo mai fatto una classifica, infatti cerchiamo sempre di evitare squadre fuori dal nostro territorio che venissero da più lontano possibili per creare questo spirito di amicizia, di stare insieme, passare una giornata insieme nel basket, al mattino giocando, pomeriggio e con i ragazzi che hanno fatto da mangiare, l'assado, e questo è lo spirito che deve essere il nostro e che continuiamo a portare avanti. Testimonial dell'evento Andrea Renzi, figlio di Romano, apprezzato cestista a livello nazionale, capitano del Trapani Basket in Serie A2. Per lui un ricordo del tutto speciale del papà che, benché prematuramente scomparso, gli ha saputo trasmettere la passione per lo sport anche nella diversità dei temperamenti. Il ricordo che ho di mio padre, che mi porto dentro, vive insomma con mia madre, con mia nonna, con tutti quelli che l'hanno conosciuto
bene, ma anche con quello che mi ha insegnato negli 11 anni che siamo stati insieme, ed è insomma di andare fieri di quello che si sta facendo e di continuare a lavorare per cercare di mantenersi ai livelli che si è raggiunto. Credo che questo sia il consiglio principale e le memorie che mi posso ricordare da mio padre. Ecco. Un po' di grinta te l'ha insegnata in campo, eh? Sì, un po' di grinta sì, io non è che sono ricordato per questo, fortunatamente non mi ha passato il talento, che quello me lo sono inventato io, quindi è andata bene. Magari aver avuto la grinta di mio padre che sarebbe servita, ecco. Concludiamo con la ginnastica, al campionato nazionale WISP di ginnastica ritmica. Stefania Patrone e Chiara Franconeri della Società Ginnastica Rapallo si sono laureate campionesse italiane nella terza categoria Elite Junior, rispettivamente alla palla e al cerchio. Stefania Patrone ha raggiunto anche il terzo gradino del podio con l'esercizio alle clavette, mentre Chiara Franconeri è arrivata settima al nastro. Nella terza categoria Elite Allieve, medaglia di bronzo per Sofia Rosa, classe 2009, alla Fune. Ancora podi alla terza categoria allieve per Sofia Volpe e Melissa Mileto, che si sono laureate vicecampionesse italiane con il cerchio. Sempre per l'allieve 2010 Vittoria Zavagli sale sul terzo gradino del podio con la palla. A completare tutti questi risultati di rilievo i 3 bronzi ottenuti da Alice Olivieri al cerchio, Silvia Cincinelli al cerchio e alla Fune nelle competizioni riservate rispettivamente alle classi Junior 2006 e 2005. E con lo sport si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna in diretta domani mattina alle 7:30 con il TG Rassegna Stampa condotto da Marco Revello. Tutte le informazioni anche sul nostro sito internet e al canale 187 di Telepace News. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di serata.